Ringrazio Adriano Lucchini per avermi invitato, sarò brevissimo perché so che i discorsi sono come le minigonne, più sono corti e più si seguono con attenzione, quindi vi dirò che sono molto contento di essere qui presente perché quando si parla di fair play è opportuno che il Panathlon ci sia. Noi siamo quelli che probabilmente più di qualsiasi altra associazione cerca di promulgare i valori etici dello sport, che io vi riassumo molto brevemente in uno sport pulito, quindi lotta al doping, sport per tutti, quindi sport anche per i disabili, sport per tutti, quindi anche per la donna, perché purtroppo, se è vero, e siamo contenti che sia così, in Italia la donna può partecipare nel mondo dello sport sia come atleta sia come dirigente, questo non avviene in molti altri paesi. Voi vedete i paesi islamici, per esempio, alla donna non è concesso fare sport. Una donna che è costretta a vivere col burqa non potrà mai mettersi in maniche corte, pantaloncini e fare dello sport. E poi, soprattutto, cerchiamo di portare avanti il discorso dello sport per i disabili. Disabili sono delle persone come noi, forse hanno un arto in meno di noi, però hanno una forza, una volontà, un desiderio di affermare se stessi superiore a quello che abbiamo noi. A queste persone io ho sempre detto, non provo compassione per loro, provo invidia perché ciò che loro sanno dimostrare durante le loro manifestazioni è molto più importante di quello che sappiamo dimostrare noi. Ecco, questi sono i valori Vi ringrazio per questo applauso, che non considero un applauso fatto a me, considero un applauso fatto a quelle idee che il Panathlon sta cercando di portare avanti. Grazie ancora, grazie per la vostra attenzione.